Buongiorno, carissimi fratelli e sorelle. Ecco ci ritroviamo ancora insieme all'inizio di questa nostra giornata per affidarle nelle mani sicure del nostro Signore e affidarle nelle mani sicure della nostra Mamma nel cielo. Al Signore diciamo il nostro grazie per quanto opera nella nostra vita. A Maria diciamo di accompagnarci e guidarci come sempre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Rallegrati, Vergine Maria. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Buongiorno a te, Maria, nostra Mamma nel cielo, che oggi vogliamo ricordare con il titolo di Maria, Madre del Signore. Dal Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Tra i titoli con i quali nel Vangelo viene chiamata la Beata Vergine è eminente il titolo di Madre del Signore, con il quale Elisabetta, la madre del Precursore, piena di Spirito Santo, la salutò. «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Con questo titolo si rende gloria al Padre per la divina maternità, di cui, nella sua sapienza di amore, per opera dello Spirito Santo, ha fatto dono alla Beata Vergine. Verso il suo Figlio: «Grandi cose hai fatto in Maria, madre del Cristo tuo Figlio, e verso il suo popolo gli hai affidato un compito materno nella Chiesa». Il nostro racconto. Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che si snodava dalla terra e saliva su nell'aria fino a perdersi fra le nuvole, diretta in cielo. Ma non era una strada comoda, anzi era una strada piena di ostacoli, cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre taglienti e appuntite, pezzi di vetro. La gente camminava sulla strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano, volevano arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferenza e il cammino era lento e penoso. Ma poi nel mio sogno vidi Gesù che avanzava. Era anche lui a piedi scalzi. Camminava lentamente, ma in modo risoluto. E neppure una volta si ferì i piedi. Gesù saliva, saliva, saliva. Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono dorato. Guardava in giù verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo sguardo e i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui avanzava Maria, alla sua mamma. Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto accanto a suo figlio, che la fece sedere su una grande poltrona alla sua destra. Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava anche loro a camminare nelle orme lasciate da Gesù,
come aveva fatto lei. Gli uomini più saggi facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta desistevano del tutto e si lasciavano cadere sul bordo della strada, sopraffatti dalla tristezza. Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nella memoria della Beata Vergine Maria. Fa che per sua intercessione partecipi alla pienezza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro fioretto o impegno quotidiano. Oggi dirai 3 Ave Maria per tutte le mamme. Buona giornata a tutti.